Vedo che ancora c'è una persona che si sta collegando all'audio. Ok, allora buonasera a tutti. Io sono Laura, faccio parte del direttivo di questa associazione L'Osteria Volante. Scusate, il video mi ha abbandonato. L'Osteria Volante, per chi non la conoscesse, è un'associazione di promozione sociale nata una decina di anni fa in ambito universitario. L'Università di Padova, infatti, tramite il bando 1000 lire o iniziative degli studenti, adesso si chiama, finanzia parte delle nostre attività. Il cuore di queste attività è appunto l'organizzazione di eventi come questo che vengono chiamati dialoghi. Quindi il nostro obiettivo è quello di presentare degli argomenti che riteniamo interessanti per la comunità, invitare degli esperti a parlarci di questi argomenti e stimolare il dibattito tra i vari partecipanti. Quindi durante l'intervento di Andrea, che dopo Susanna vi introdurrà, vi invitiamo comunque a fare domande. Andrea penso che sarà ben felice di rispondere alle vostre curiosità. Le domande possono essere scritte nella chat direttamente, oppure se preferite farle a voce, ci scrivete nella chat che volete prenotarvi per una domanda e vi attiveremo nuovamente l'audio. Quindi altre due parole sull'Osteria Volante, oltre al discorso logistico che però mi premeva dirvi. Il nostro nome, su cui spesso molte persone si interrogano, deriva da una novella di Chesterton, ambientata in un'Inghilterra distopica in cui viene proibito sostanzialmente di riunirsi per parlare di politica e temi sociali. Quindi i due osti decidono di fuggire, rifugiarsi appunto dove capita in luoghi nascosti, portando con sé una botte di rum e una forma di formaggio che possono far rotolare durante la loro fuga e che viene offerto a tutti i commensali che decidono di partecipare appunto ai loro incontri in cui si dibattono varie tematiche. Al momento stiamo purtroppo svolgendo i nostri eventi online, quindi non vi possiamo offrire rum e formaggio, ma quando potremo riprendere con gli eventi dal vivo lo faremo con molto piacere, e quindi per gli eventi dal vivo che speriamo di poter organizzare già dal prossimo mese, vi invitiamo quindi a seguirci sulla pagina Facebook. Lascio la parola a Susanna per una breve introduzione della serata di questa sera e vi auguro una buona serata. Grazie Laura, buonasera a tutti e a tutte, benvenuto Andrea che sarà il nostro ospite appunto di stasera. Dunque, lui fa parte dell'osservatorio Hyperion, ne è collaboratore, si è laureato di recente in psicologia presso l'Ateneo di Padova e appunto sta svolgendo un'esperienza all'interno di questo osservatorio che è nato anch'esso di recente nel 2020 durante appunto la crisi, l'emergenza sanitaria data dal Covid-19. Dunque, quello che si prefigge l'osservatorio Hyperion, senza svelarvi troppo, lascerò appunto Andrea descriverlo nel dettaglio, vuole misurare il grado di coesione sociale che i cittadini, in particolare i cittadini della regione Veneto, manifestano e promuovono attraverso un metodo scientifico anche abbastanza complesso che utilizzano nel loro quotidiano. La cosa interessante è che Hyperion offre un bollettino, come il classico bollettino della protezione civile, quello che vediamo di solito sui contagi e quant'altro, quindi è il loro bollettino settimanale che riguarda non solo gli aspetti prettamente sanitari che appunto caratterizzano questo periodo ormai lungo di crisi, ma che si occupano appunto di valutare, non dico l'umore, però comunque la percezione che hanno le persone e come si sentono queste ultime
in merito alla pandemia e magari in relazione agli eventi più eclatanti. Adesso magari ci focalizziamo un pochino di più sulle aperture e le chiusure, piuttosto che sui vaccini, sulle varie prenotazioni del caso e magari su scandali o cose che accadono appunto nel quotidiano, però sempre a tema pandemia, diciamo che ormai non ci lascia più. Dunque, senza dilungarmi troppo, lascio la parola ad Andrea che magari può dire qualcosa in più su di sé, ci spiegherà appunto come funziona l'osservatorio, quali sono le maggiori scoperte che hanno avuto modo di fare nel corso di quest'anno. Come precedentemente anticipato da Laura, vi invitiamo comunque a fare domande nel corso della riunione, sia via chat sia alzando la mano, visto che siete tutti mutati, in modo tale che noi possiamo darvi la parola e lasciarvi intervenire, così che la comprensione vada comunque di pari passo durante la riunione senza aspettare la fine. Ecco. Bene, Andrea, a te e grazie. Grazie Susanna, grazie Laura per l'introduzione. Allora appunto mi chiamo Andrea Zottino e sto svolgendo il mio tirocinio post laurea abilitante presso diversi progetti promossi da una matrice universitaria del Dipartimento FISPA, e uno tra questi progetti è appunto quello dell'Osservatorio Hyperion. L'Osservatorio Hyperion, di cui qui rappresento, sono in ruolo di risorsa e di collaboratore, è appunto, come diceva già Susanna nell'introduzione, uno strumento, un'offerta, diciamo, alternativa di osservazione rispetto a quella che è la gestione che la Regione Veneto mette in campo per far fronte al momento di crisi appunto rappresentato dalla pandemia. È un'alternativa, come diceva Susanna, a ciò che viene quotidianamente dal punto di vista sanitario gestito, comunque di cui viene stilato un bollettino, che è il bollettino della Protezione Civile, e che quindi ecco, Hyperion si inserisce nel aggiungere, nell'andare oltre e quindi arrivare a osservare tutte quelle modalità che comunque caratterizzano la vita quotidiana appunto di noi tutti, e che comunque contribuiscono, anche se non strettamente di ambito sanitario, a gestire l'emergenza, a gestire quello che sta accadendo appunto sul territorio mondiale, più precisamente italiano, e per Hyperion più precisamente veneto. Quindi l'osservatorio si chiama Hyperion, così per dare qualche elemento di curiosità, diciamo in ispirazione, comunque guardando al titano Hyperione, il cui epiteto era pilastro dell'est e che un tempo è stato identificato anche essere il Sole, e che come il Sole si muove sopra le cose, no? E appunto a richiamare l'osservazione costante che Hyperion appunto mette nel visualizzare, nell'analizzare, nel raccogliere ciò che i cittadini della Regione Veneto impiegano in termini discorsivi, e qua poi ci diremo, settimanalmente. Quindi il nostro bollettino, a differenza del bollettino della Protezione Civile, è un bollettino settimanale, e questo è strettamente poi legato alle modalità con le quali noi analizziamo i dati testuali di cui ci occupiamo, no? Noi ci occupiamo appunto di dati testuali, quindi di testo che può essere scritto, parlato, in questo caso particolare scritto, che raccogliamo ad esempio dai social network, che raccogliamo dagli articoli di giornale settimanalmente, di giorno in giorno, e che poi andiamo ad analizzare con una metodologia che è unica al mondo, che è un po' il nostro vanto, che permette non tanto di osservare e diciamo mettere in primo piano il contenuto di quanto viene detto, che comunque è importante, rimane un pilastro importante, ma le modalità con cui viene detto quello che viene detto. E qui forse insomma
ci sarà qualche giramento di testa, ma è tutto insomma normale, ci sta, anzi che sia motivo di domande poi durante il corso dell'incontro. Cosa significa prendere un testo, ad esempio, e non guardare a cosa dice, ma a come lo dice? Ecco, questa potrebbe essere una delle domande che permette un'analisi del tipo di quella che porta avanti Hyperion. L'obiettivo di Hyperion, però, come diceva Susanna, è quello di monitorare, di osservare, di tenere sotto traccia quello che è l'indice di coesione sociale della Regione Veneto. Quindi quanto la comunità della Regione Veneto si dota di strumenti, di proposte, di discorsi che permettano all'intera comunità di convergere verso un obiettivo comune che in quanto osservatorio Hyperion abbiamo deciso di formalizzare, di definire in questo modo, ovvero come si sta contribuendo alla riduzione della diffusione del contagio da Covid in Veneto. Quindi andando poi a prendere il testo dai social, dagli articoli di giornale e ponendo al testo questa precisa domanda, cioè come questo testo che io ho raccolto, come questa frase, come questo commento su Facebook contribuisce a gestire la riduzione della diffusione del contagio? La risposta a questa domanda ci è permessa appunto dal tipo di analisi che mettiamo in campo. Per cui noi poi andiamo a suddividere il testo in quelli che chiamiamo snodi argomentativi, e una volta suddiviso in snodi argomentativi, ogni, diciamo, chiamiamola così, frazione, noi diremo repertorio, in cui il testo è stato suddiviso ha un suo peso che va appunto a dirci di quanto quel preciso pezzettino contribuisce a convergere verso l'obiettivo di riduzione della diffusione del contagio. Ok, quindi questa è già una prima panoramica, forse sono stato forse ho soffiato troppo vento sulle vele con il rischio di spezzarle, ditemi anche voi, insomma, se c'è già qualcosa che si agita, se c'è qualcosa che non è chiaro, dite pure, ok? Se no io continuo. Sì, ricordo anche a chi si è connesso magari negli ultimi minuti che potete porre tranquillamente le domande in chat oppure alzare la mano tramite appunto le reazioni nella barra in basso in modo tale che vi venga data la parola e quindi che il microfono vi venga attivato per intervenire tranquillamente. Comunque grazie Andrea, per quanto mi riguarda è tutto abbastanza chiaro per adesso, infatti Sì, penso che anche gli altri non vedano l'ora di saperne di più. ottimo. Allora, come già detto, o come già forse lasciato implicito, ma ora ce lo diciamo, lo sguardo, l'osservazione è a livello di comunità, quindi non tanto si va a cercare il carattere, le questioni personali, ok? Quindi il Covid mi fa paura, il Covid mi agita, il Covid di qua, il Covid di là, quanto invece come il mio discorso fa sì che io riesca, che la comunità riesca a gestire la pandemia, ok? Che attualmente, come rilevato anche questa settimana, poi vi mostrerò nel bollettino, viene gestita attualmente, ma per non dire da un anno intero, viene gestita a livello cioè, strettamente sanitario, esclusivamente sanitario, il che vuol dire che la comunità guarda al dato sanitario, ai contagi, ai dimessi, ai decessi, come una sorta insomma, di faro che può guidare la vita quotidiana. Il rischio è che l'obiettivo non sia ridurre il contagio, sia evito io personalmente di contagiarmi. Ok?
quindi non me ne frega cosa fanno gli altri, non me ne frega di guardare, diciamo, un obiettivo che sia comune, ma perseguo un obiettivo personale. Un obiettivo personale che appunto è ciò che si rischia guardando una gestione strettamente sanitaria del problema. Un'altra cosa che si rischia guardando una gestione esclusivamente sanitaria del problema è appunto una frammentazione. Avrete notato che a inizio pandemia l'anno scorso, quando ancora di questo virus non si sapeva granché, i pareri dei virologi, degli epidemiologi, insomma, erano agli occhi del senso comune contrastanti, anche se poi a livello magari scientifico si trattava di una banale discordanza di termini o insomma di una controversia comunque facilmente arginabile. Ecco, a livello di senso comune questi conflitti su questo virus è pericoloso, questo virus non è pericoloso, che sono, diciamo, stati promossi, stati recepiti da un livello strettamente sanitario di gestione della pandemia, hanno generato tutta una serie di frammentazioni a livello della comunità, per cui c'era chi diceva Crisanti ha ragione, Crisanti ha torto, Zai è uno scemo, e tutta una serie di questioni che non permettevano di comunque dirsi, signori, il Covid sta facendo quello che fa, come lo stiamo gestendo in comunità, cioè assieme, ok? Per cui dirsi Crisanti ha sbagliato tutto, come fa in modo di ridurre il contagio? Ok? Quindi questo anche per entrare nel vivo dell'analisi, per farci proprio la domanda che ci poniamo ogni qualvolta raccogliamo, di solito noi andiamo nelle pagine degli amministratori della regione, che potrebbero essere i sindaci dei capoluoghi di provincia, così come di Zaia, che insomma è una personalità che fa il suo in questa pandemia. Andiamo sotto i post di Zaia, ad esempio, e raccogliamo i commenti, che sono per noi appunto una miniera d'oro, perché osservati alla luce della domanda di cui ci dicevamo prima, mostrano come la comunità veneta, contrariamente a quanto si possa pensare, perché poi ci sono anche discorsi che si focalizzano su quanta ansia c'è, su quanta depressione c'è, eccetera, che sono un altro tipo di discorsi rispetto a quello che facciamo noi, come la comunità veneta sia in realtà molto magmatica, molto attiva in questo periodo di pandemia. Si è anche visto, se noi provo a condividervi lo schermo così vediamo subito, entriamo subito nel vivo. Allora, qui. Si è anche visto come all'inizio delle rilevazioni di Hyperion, che sono di cui è tenuta traccia qui, poi vi spiegherò del sito e della pagina Facebook. Qui vedete tutti più o meno questo schema? Vedete che a inizio rilevazione, quindi gli ultimi di marzo, i primi di aprile, c'è stato un boost. Questo è il valore della coesione sociale, il valore che la coesione assume di settimana in settimana. C'è stato un boost da 9, qualcosa a 12,5. Cioè il fatto stesso che le istituzioni iniziassero a dirsi, a dire signori c'è questo virus, dobbiamo ognuno mettere il proprio per fronteggiarlo, diciamo, ha innalzato di molto la coesione sociale. Ha innalzato di molto la coesione sociale che vedete si è mantenuta per il primo periodo a un livello abbastanza altino, se consideriamo comunque la partenza, no? Per cui questo a dire che la comunità mette in campo delle modalità di gestione della pandemia, contrariamente a molte altre, diciamo, rilevazioni che potrebbero dire no, nessuno in realtà voglia di fare niente, stanno tutti a letto, no? Insomma, sono tutti ammazzati di depressione, eccetera, no? Quindi questo è sarebbe un altro modo di gestire la pandemia, quello di dirsi tutta questa serie di robe. Ecco, noi abbiamo, diciamo, come fondazione
deciso di occuparci della coesione sociale, quindi di un costrutto che ci renda conto del contributo che viene dato da ognuno poi a livello comunitario, no? Piuttosto che da quelle che sono le caratteristiche personali che insomma possono essere tra le più variegate, ok? Se dovessimo seguire le caratteristiche personali probabilmente ci perderemo. Quindi forse un po' più chiaro, non lo so, questo è quanto. Dato che siamo sul bollettino, direi di poter partire a parlare anche di questo strumento che... Andrea, posso farti una domanda? Mi senti? Sì, certo. Scusa E, che e, non ti vedo. aspetta che mi- e non ho capito benissimo come viene costruito l'indice del grado di coesione sociale. L'indice di coesione sociale è stato, diciamo, è una di quelle cose che esulano dalla mia competenza. Ok, Nel senso che vabbè. potrei entrarci, come vedi qua, c'ho anche il documento aperto, però c'è una cosa non di mia competenza. Me la sono guardata 2 secondi, ma non, Ok, più che altro sì, sì. per non darti ora delle informazioni magari che Va siano bene. troppo semplicistiche, capito? Ma ci si può comunque sentire dopo o ti posso rimandare a qualcuno Va che bene, tranquillo. sicuramente... Va bene? Va Certo. bene. Comunque è stato formalizzato anche in base a quella che è stata la definizione di coesione sociale che vado a dirvi, ovvero che è stata formalizzata come l'insieme di modalità socio-interattive impiegate dalla comunità per anticipare gli scenari critici che potrebbero generarsi in assetto emergenziale, in particolare in questo tipo di assetto emergenziale rappresentato dalla pandemia. Quindi fa appunto gioco forza, potrebbe essere una delle variabili che ha permesso la formalizzazione di questo indice, la capacità di anticipare degli scenari, quindi di poter guardare al futuro con un'ottica anche abbastanza incerta, quindi non decidendo che il futuro sarà catastrofico o che sarà roseo, ecco. Quindi questo sicuramente è un punto focale della definizione di coesione sociale. E poi le modalità socio-interattive, lo dico io ora, sarebbero le modalità discorsive, che come dicevo prima, lo strumento di cui si dota Hyperion dà la possibilità di rilevare all'interno del testo, no? La questione sugli snodi argomentativi di cui vi ho parlato prima. E poi abbiamo appunto l'assetto emergenziale, no? Che è in un certo senso la costante, attraverso la quale noi poi possiamo dire di farci questi ragionamenti, di poter osservare quello che poi andiamo ad osservare. Quindi spero non ti ho sicuramente risposto, ma spero di aver colmato un po' di più una lacuna. Grazie. Grazie a te, anzi. Va bene, allora io direi che possiamo vedere appunto... Sì? Un attimo, e aspetta che attivo, ok. Vai. Dunque, per capire appunto un po' meglio, perché forse questa cosa dell'indice che appunto all'interno dell'osservatorio si ricava, però attraverso un metodo che alla fine è scientifico, vedevo anche nel grafico che hai condiviso prima, delle variabili vere e proprie, pertanto poi correggimi se sbaglio per capire un attimo se effettivamente stiamo seguendo nella maniera corretta. Voi prendete, andate ad analizzare i commenti oppure attraverso il questionario che avete fatto girare sempre attraverso le piattaforme social e comunque via mail. Quello risponde a qualcosa che va oltre quello che ci stiamo dicendo, poi magari cioè, ne dirò di più, Ok. però di solito non utilizziamo ancora il questionario per fare queste rilevazioni. Quindi, Utilizziamo proprio ok. testo da social, testo da testate giornalistiche. Vabbè, comunque continua pure, scusami. Ok, no, grazie per la precisazione, così almeno è un Sì, po' più chiaro. assolutamente. Pertanto, attraverso questa analisi testuale che voi fate, però Sì. con il metodo che era appunto quello citato all'inizio, che alla fine diventa
come hai detto tu, il come viene posto del testo e non il cosa viene detto, Esatto. realizzate l'indice che appunto hai illustrato prima, e per appunto notare se la popolazione è più o meno coesa, se c'è omogeneità di idee e se invece c'è conflitto. Assolutamente, infatti come puoi vedere, sono anche già arrivato a quel punto del bollettino che comunque è comune a ogni bollettino, che diciamo, ci ricorda, ma così per dire, che abbiamo deciso di suddividere, ecco, i commenti, i discorsi in 4 diversi cluster, delle macro categorie che ci possono ritornare se il testo che stiamo analizzando presenta un assetto interattivo di conflitto, di controversia, che fa riferimento a qualcosa di comune, quindi che utilizza dei riferimenti comuni, o se invece utilizza una piena responsabilità condivisa. Vado a spiegare meglio. Cioè, noi possiamo notare e possiamo anche dirci se in questo caso un 40,32% dei testi si configura come conflittuale rispetto a cosa? Rispetto all'obiettivo che ho detto prima, quindi la riduzione della diffusione del contagio. Noi diciamo che un commento, un testo è conflittuale quando persegue degli obiettivi personali, ok? Per cui appunto si dice io faccio il mio, non me ne frega niente di cosa dice Zaia, tanto a me interessa la mia vita, ad esempio. Questo potrebbe essere conflittuale. E andiamo diciamo a decidere in che cluster inserire determinati testi in base prima però sempre all'operazione di analisi di cui ho parlato. Quindi la suddivisione, diciamo, l'osservazione dei repertori discorsivi e quindi il relativo peso che, come potrebbe essere intuitivo, ma lo dico comunque, più basso è, in questo caso, forse qua sta un po' uscendo, comunque generalmente, perché l'analisi di Perion poi si è un po' aggiustata sull'obiettivo che ci siamo dati, ma generalmente meno peso chiama alla frammentazione sociale, più peso chiama a un assetto di riferimento comune all'obiettivo, quindi di perseguimento dell'obiettivo. Ma la sto dicendo estremamente semplice, forse anche con il rischio di non fare interamente giustizia a quello che è poi quella che è l'operazione poi metodologica che viene seguita. Ecco. Quindi questo è quanto. Noi notiamo ad esempio che questa settimana, tra tutti i testi analizzati, il 40,32% si posiziona in un'ottica di conflitto, il 38,73% in un'ottica di controversia, ovvero quando comunque ci sono delle modalità che perseguono obiettivi personali dei parlanti, ok? Quindi sostanzialmente può capitare anche che i membri interagiscano in base a obiettivi comuni, dobbiamo uscirne, ma alla fine si ritrovano a bersi lo spritz al bar senza mascherina. Ok, quindi magari poi compare nel testo non vedo l'ora che finisca la pandemia, metto la mascherina quando vado a trovare la nonna, però lo spritz lasciatemelo. Ok? Quindi questo potrebbe essere un esempio di assetto, di testo che configura un assetto di controversia. Un po' di più. Grazie, grazie. Meglio, sì, ecco. Quindi poi per i riferimenti comuni abbiamo un perseguimento dell'obiettivo che è un po' non farlocco, un po' diciamo è in bilico, no? Tra la controversia, il conflitto e la responsabilità condivisa, in quanto per perseguire l'obiettivo ci si rifà a regole e a norme date da terzi, no? Esclusivamente a questo, per cui magari si dice rispetto le regole perché sennò mi becco la multa, ok? È chiaro che rispettando le regole tendi ad andare verso l'obiettivo, ma non stai esercitando una responsabilità nei confronti dell'obiettivo, che è appunto l'ultimo cluster, che questa settimana presenta
diciamo una percentuale del 16,35% dei testi, cioè che i testi presentano, ecco, questo cluster qui, dove invece l'obiettivo è assunto come rilevante a livello anche personale. Quindi i miei obiettivi personali no, in favore, cioè vengono messi da parte in favore del perseguimento della riduzione della diffusione dei contagi. Quindi questi sono i 4 colori di cui ci siamo dotati. Visivamente potrebbero anche ricordare i colori delle regioni, certo per questo verde che insomma, ecco anche lì a livello sanitario c'è il bianco, no? La regione bianca che comunque sta a dire che quella regione è fuori pericolo, salva. In Hyperion non si cerca tanto la condizione di leviamoci dalle scatole questo virus, quanto come stiamo esercitando delle competenze per gestire questo virus, ma che poi ci potrebbero servire in qualsiasi momento, si potrebbe configurare un'emergenza anche in futuro. Ok? Infatti poi Hyperion è una delle ricadute del corso di perfezionamento in gestione dell'emergenza, che fa capo al professor Turchi comunque. Ok? Quindi sì, anche per spiegare un po' meglio i colori, per spiegare un po' meglio per parlare un po' meglio di questa cosa, che l'obiettivo è sì, la riduzione della diffusione, non usciamo dal virus, arrivederci. Perché? Perché se fosse usciamo dal virus, ricapita una cosa simile fra un anno e ci ritroviamo punto a capo, ok? E che questo è il rischio appunto di seguire una gestione esclusivamente sanitaria, ancora una volta, della pandemia. Andrea, vedo la mano alzata di Elena Lucchese, forse vuole Sì. un intervento. Vediamo se... Certo. Non so come si fa a fare mute io. E dovrebbe farlo Ilaria. Sì, come si fa? Devi cliccare sui 3 puntini che ti compaiono in azzurro accanto al nome del partecipante. Ok. E dovresti poter dire attiva audio. Mi sentite? Sì. Ok. Io vorrei chiedere 2 domande così di curiosità. Sì, certo. La prima è una riflessione sui tipi di commenti che vengono scelti per fare questa analisi, visto Sì. che poi le conclusioni che traete vengono abbastanza generalizzate, quindi Sì, vengono chiaro. usate, diciamo, come un sentimento di quella che può essere un po' quello della popolazione in generale, però per esempio io non vado a commentare sotto i post di Zaya, a dire il vero non ho neanche mai visto la sua pagina, e questo è per dire che questo porta anche a una selezione del tipo di persone che sono attive in certe pagine piuttosto che altre, e sia perché possono essere pagine di contenuto politico, come pagine di amministratori politici di varia natura, piuttosto che pagine di microbiologi o di altri scienziati, o piuttosto che pagine di testate giornalistiche. E queste cose qui sono tutte fonti di popolazioni o di pubblico di tipo diverso, quindi un effetto anche magari eterogeneo da questo punto di vista. E poi, oltre a questa riflessione che vorrei cercare di capire come tenete in considerazione, se tenete in considerazione questo aspetto, anche se riuscite a cogliere anche l'ironia, per esempio, o uno spirito, diciamo, con quale possono essere espresse alcune frasi, soprattutto nei social, insomma, che a volte sono abbastanza informali come contesto. Grazie. Chiaro. Grazie a te, Elena, giusto? Sì, Elena. Allora, per quanto riguarda l'eterogeneità, diciamo che andiamo a cercare il testo perché è la nostra materia prima, no? Quindi nel corso dello sviluppo anche del progetto, dell'osservatorio, ci siamo detti, si sono detti prima di me, ci stiamo dicendo ora,
e ci diremo di sicuro che diciamo i bacini di utenza, ecco, che più forniscono materiale, più forniscono testo, sono i social. Gli articoli di giornali in generale, comunque laddove il testo è più presente si è valutato appunto all'interno dei social. Noi utilizziamo Facebook e Twitter, ad esempio, con le parole chiavi di solito, quindi pandemia, Covid, Veneto, perché ci siamo dati anche il limite del regionale. Perché questo? Per poter gestire a nostro modo tutta l'operazione conoscitiva, no? Perché altrimenti è chiaro che si perde certamente qualcosa, allo stesso tempo è stato messo come si dice? È stato messo in conto questo, no? È stato messo in conto e questo viene appunto definito, detto, chiarito nella presentazione anche di Hyperion. Per cui non si dice noi analizziamo, insomma, cioè tutto quello che viene detto per strada, eccetera, analizziamo il testo, ok? Quindi ciò che poi viene in un certo senso fermato, anche perché ancora non credo abbiamo le risorse, ma ci stiamo, ripeto, muovendo per andare proprio a fare questa operazione di selezione sempre più ampia degli utenti, no? Da cui poi prendiamo il discorso e tutto quello che ne consegue. Un'altra cosa è che appunto la metodologia di analisi che utilizziamo è tale per cui attualmente soltanto il capitale umano può spendersi, per cui ancora non ci sono programmi, ma anche lì il futuro è abbastanza splendente, che riescano a fare il lavoro che si fa o che è necessario fare per analizzare il testo al modo in cui lo analizziamo noi. E cioè, noi, voi, insomma, al modo che è richiesto dalla metodologia, questo è quanto. Questo è quello che mi sentirei di dire, sai. Quindi sì, siamo coscienti del limite e proprio per questo mi verrebbe anche ancora da dire siamo precisi in ciò che osserviamo, ecco, in ciò che osserviamo. Per quanto riguarda, ci ho risposto, però potrei non aver so, lasciato... sì, non so se mi sono spiegata bene anch'io nella domanda. Io non intendevo dire che le persone hanno molte dimensioni oltre a quelle dei social, perché quello Ok. è ovvio, quindi capisco che voi comunque vi dovete limitare a quelli che sono i mezzi, gli strumenti che state sviluppando. La mia domanda era proprio tenendo fermo il fatto di usare i social, con il fatto di tenere in considerazione che all'interno dei social ci sono diversi tipi di pagine. Ah, E in chiaro, queste chiaro. pagine i commenti che si vanno a cogliere sono diversi rispetto da una pagina all'altra, e quindi la mia domanda è come dare peso diverso a commenti che sono in pagine diverse e come scegliere le pagine, e si raggruppano le pagine per categorie diverse in modo tale da fare un'analisi anche di eterogeneità all'interno del social per cercare di cogliere un po' di sfaccettature anche in un contesto come i social, che sono un mare di cose. Ok, allora grazie per questo chiarimento, perché probabilmente non mi era giunto questo aspetto. Allora, diciamo che noi consideriamo il contributo di ognuno quasi al pari, mi verrebbe da dire, nel senso che una persona potrebbe scrivere ciao o potrebbe scrivere la Divina Commedia, comunque contribuisce alla ricerca. Un'altra cosa, la questione dell'eterogeneità uscirebbe dal momento in cui dovessimo andare a concentrarci tanto sui contenuti, quindi su di cosa parla il testo, su di cosa dice il testo. Noi invece ci concentriamo proprio sulle competenze, scusami, non sulle competenze, sulle modalità con cui il testo si dipana, con cui il testo si articola. Ok? Quindi
potrebbe anche esserci una macchina al di là dello schermo del computer che scrive testo, noi andremmo a prendere anche il commento della macchina, perché comunque articola, comunque permette di dipanare la questione gestione della diffusione del coronavirus. Ok, quindi diciamo che tralasciamo proprio gli aspetti contenutistici, perché non sono ciò che è all'ordine del giorno della metodologia che utilizziamo, che ad esempio invece accade per chi utilizza programmi come Taltac, che evidenziano ad esempio la frequenza, no, con cui vengono determinate parole usate più di altre. Sì, so che sicuramente ancora una volta non avrò risposte esaurientemente, ma perché forse anche questo esula dalle mie, diciamo, da quello che mi ero un po' preparato, cioè per essere un po', ecco, non per volersi scusare, ecco. Grazie. Nella chat ti chiedono Sì, come scusa che non... no, tranquillo, ci penso io, come selezionate o le pagine Facebook piuttosto che Sì, Twitter. esatto, scusa, c'era anche questa questione. Le abbiamo selezionate per una questione di visibilità, per cui ci sono quelle 4-5 figure che compaiono molto spesso e che fanno discutere, significa che fanno scrivere e che fanno parlare le persone, per cui ci siamo anticipati che avremmo trovato abbiamo trovato molto testo sotto appunto i post, i video lasciati da queste figure, che generalmente sono appunto amministratori o amministrative, capo dei capi Zaia, ma andiamo anche a rilevare ad esempio del testo sotto a dei ricercatori, ad esempio dell'Università di Padova, anche di calibro abbastanza, non per forza sempre rilevante. Cerchiamo, ecco, questa è lasciata proprio poi a chi raccoglie i dati, cerchiamo di variare il più possibile. Quindi sì, non raccogliamo tutto cioè non prendiamo un post di Zaia e raccogliamo solo i commenti sotto il post di Zaia, cerchiamo appunto di fare questo jump, di saltare di pagina in pagina per raccogliere quanto più, esatto, potrebbe essere anche qui variabile a livello di argomentazione, comunque a livello di come si dipana il testo. Grazie. Sì, quindi questo, ecco, perché come dice comunque Elena giustamente, c'è il rischio di omogenizzare la faccenda. Sì, questo rischio cerchiamo di gestirlo in questo modo, e lo gestiamo in questo modo alla fine. Poi anche i giornali rappresentano una fonte molto importante per quanto riguarda di solito un'argomentazione descrittiva, cioè qualcosa che va a descrivere lo stato delle cose o la faccenda della pandemia, più che ad esempio sbizzarrirsi in questioni personali o commenti personali. Sì, per cui tentate di catturare quanto appunto più testo possibile dalle pagine nelle quali la gente si concentra sul Assolutamente. tema Covid, ok. Esatto, assolutamente, perché appunto il focus è l'emergenza pandemica, no? Per cui sì, non ci interessa se uno dice il Veneto è la miglior regione del mondo in relazione ad esempio a una sua idea personale, cioè se uno si scrive questa cosa nella sua bacheca, ma se lo scrive sotto un post di Zaia dove Zaia parla cioè esclusivamente o in maniera esplicita della pandemia, sì, noi lo riferiamo anche a questo, cioè mettiamo in relazione le due cose. Ho capito. Quindi che quella persona, in quel ruolo nella comunità, usa il dire il Veneto è la regione più grande del mondo, siamo i migliori, in relazione poi cioè è un suo modo di gestire, noi lo osserviamo così, o di dare il suo contributo alla gestione della pandemia. Ok, ma quindi cioè, voi avete anche riscontrato una magari stessa categoria di persone che va a commentare, oppure c'è più eterogeneità, ci sono docenti di Questo... ricerca piuttosto che studenti, piuttosto che persone che si occupano? No, ok, i ruoli non li osserviamo, non andiamo a stratificare per ruoli, quindi dal postino allo studioso, guardando al testo, il testo non si caratterizza per ruoli,
per cui non c'è il testo, cioè il testo non ha il marchio del postino o del dottore, ok? Non osserviamo questo genere di dato, questa questione qui, proprio perché guardiamo a come il testo si dipana, non a cosa caratterizza quel testo particolare in termini di contenuto, ok? Quindi se uno ci spiega come funziona il vaccino per filo e per segno, ha un valore aggiunto, ma potrebbe benissimo non essere un medico, giusto? Cioè, torna come cosa, giusto? Perché magari è uno studente che si sta per laureare, ma comunque non è un medico. Quindi se guardassimo a questa distinzione dovremmo probabilmente gestire qualcosa di forse addirittura troppo cioè un po' ingestibile, un po' incerto. Comunque, ecco, la variabilità che si può vedere la si vede da questi 4 colori. Cioè questi sono i colori in cui noi suddividiamo il testo raccolto e i dati che osserviamo. Un po' meglio, torna? Poi per quanto riguarda il rilevare l'ironia, quindi anche lì la domanda non è tanto sta dicendo sul serio, sta scherzando, quanto come contribuisce alla riduzione della diffusione del contagio? Ok? Per cui uno che scherza sul virus, in che modo contribuisce? E da questa domanda poi noi ci siamo dati la metodologia di analisi, cioè non ce la siamo data, cioè esisteva già prima, la utilizziamo, che è questa tavola periodica, che insomma è un po' il faro di tutti i lavori che si svolgono all'interno della matrice. Riusciamo a distinguere o a differenziare rispetto agli usi del linguaggio e quindi del testo, no? Per cui laddove l'obiettivo sia ridurre il contagio da Covid, una cosa del tipo dai sei il migliore la configureremo, la definiremo come commento. Se non addirittura come non risposta, perché non risponde alla domanda come riduco la diffusione del contagio. Ok? Perché anche qui, senza volermi addentrare troppo, il primo passaggio di questa metodologia è porsi la domanda che ha generato quello che stiamo osservando. Ok? E la domanda in questo caso l'abbiamo posta in quanto osservatori, quindi proprio l'indagine è come contribuisce alla riduzione del contagio. La risposta è il commento sotto il post di Zaya. Ok? Cioè non so se torna, se è più chiaro. No, sì, e mi veniva in mente, Andrea, perché tu hai detto che analizzate il testo magari di articoli di giornale, Anche, sì. sì, e appunto di commenti sui social, e veniva magari fuori il dubbio magari il testo dell'articolo di giornale è quasi sempre coeso perché vuole comunicare un certo messaggio, mentre però appunto è sempre scritto da persone. Che è comunque un contributo in termini di testo, no? Quindi questa è la cosa essenziale. Perché c'è un diritto a comportarsi in una certa maniera invece che andare a bere lo spritz, come si è detto prima. Esattamente. Cioè, diciamo che il contributo di un giornalista che descrive la situazione come occhio terzo potrebbe pesare di più sulla riduzione del contagio di un commento che appunto recita Zaia fai schifo. Ok, però è sempre un contributo e come tale sì, pesa. Bravissima, nel senso che se uscisse un libro domani che racconta la pandemia in Veneto, probabilmente lo compreremo e lo analizzeremo, ok? Se non fosse per il fatto che appunto ancora richiede risorse umane l'analisi e siamo insomma comunque un gruppo ridotto di analisti e di ricercatori per ora. Può tornare, e comunque raccogliamo ogni giorno sia giornali che social, proprio per avere ancora di più uno sguardo comprensivo di tutte le modalità. Grazie. Comunque mi rendo conto che questo... Sì, vai Laura. Scusami, No, Andrea. Non sono sicura di aver capito questa cosa, quindi provo a dirtela. Se puoi tornare un attimo su alla matrice che stavi mostrando prima,
su o giù, non lo so. Intendi la Per tavola? dire... No, quella sotto, Questa qui? questa. Sì. Per esempio, Sì. se ho ben capito, siamo in una situazione di conflitto in cui una persona scrive qualcosa, magari appunto come dicevi tu, non vedo l'ora che la pandemia finisca, ma poi magari va a fare aperitivo assembrandosi senza mascherina, giusto? Sì. Come fate quindi a... Controverso anche, sì. come fate ad individuare i comportamenti reali poi delle persone? È un dato che non osserviamo questo, proprio per fondamento, in quanto scienza che si esercita in questo Hyperion come in altre cose, non ci dotiamo di un'osservazione dei comportamenti. Ok, quindi Ok. cioè, mi dispiace, ma no, nel senso, ok? Cioè, Ok. se ci fosse uno psicologo comportamentista, ad esempio, potrebbe risponderti in questo senso, sì. Ma qui Ok. proprio è tutta un'altra questione. Quindi per noi il testo è, diciamo, il principe, in quanto è ciò che è più facilmente rilevabile, ok? E che soprattutto di solito è contenuto nello spazio di qualche riga, di parole, di unità simboliche, ecco. Laddove il comportamento poi, insomma, si apre tutta una serie di critiche, di questioni che magari non affrontiamo qua, tipo come lo si osserva, potrebbe essere una domanda. A livello proprio scientifico questa è. Però, ripeto, questo è un binario parallelo che poi ci porta alla fine del mondo. Ok, grazie. No, grazie a te, anzi. Sì, noi diciamo, ma senza spingere, soltanto che mi tenta molto questa domanda, che il modo, le modalità con cui usiamo il linguaggio configurano quella che poi noi andiamo a chiamare realtà. Per cui utilizzare il linguaggio in un certo modo ci possiamo aspettare per teoria, che è la teoria che ha fondato questa scienza, generi un assetto, proprio una scenetta di un certo tipo. Proprio poi a livello insomma, che si potrebbe dire visivo, ma sto un po' uscendo dai binari in questo senso, ecco. Comunque capisco, cioè sono tutte questioni che se volete poi ci prendiamo un momento e vi rimando a chi di competenza o comunque anche ad altri snodi della matrice che non sono per forza Hyperion, ma che proprio gestiscono tutte queste faccende qui, che sono super legittime. Quindi diciamo che a livello del testo noi riusciamo a gestire e a osservare, perché gestire poi è in capo alla comunità intera, tutti quegli aspetti che non sono, dicevamo, strettamente sanitari e che il modello operativo medico gestisce giorno dopo giorno. Per cui ad esempio un medico può immaginare, cioè può prevedere un innalzamento, un abbassamento dei contagi, però poi accade che, ok, no, non riesco a fare un esempio, devo pensarci di più per fare un esempio, quindi mi fermo a quello che ho detto fin qui, perché sennò c'è il rischio di nuovo di aprire porte che ci portano troppo distanti. Certo, quindi Andrea, magari per andare un attimo a orientarci verso quella che... Scusa Susanna, che adesso mi è venuta la cosa, spostandoci un pochino, facendo un esempio, io mi laureerò a settembre, facciamo caso che il testo sia questo, no? Io mi laureerò a settembre e un medico direbbe, fine, ci vediamo a settembre, giusto? Di quello che accade nel mezzo lascio a te, in capo a te, fai tu, arrangiati. Succede che tra oggi e settembre arriva una bellissima donna dal Brasile
che mi convince che tutto il mio percorso universitario è fuffa, io mi innamoro follemente di lei e fuggo dall'altra parte del mondo, ok? Quindi il medico si presenta all'appuntamento e non mi trova, e quindi ci si chiede: c'era la possibilità di gestire uno scenario del genere? Ok? C'era la possibilità di dire, non di prevedere che mi laureerò a settembre, ma di anticipare che potrebbe succedere anche questo, cioè che arriva una donna stupenda e mi porta via. Ok? Quindi quello che si tenta di fare con la pandemia è vedere come la popolazione, come i cittadini diventano competenti non nel prevedere, non nel, diciamo, individuare una fine della questione, ma di anticipare quanti più scenari possibili. Ok? Ad esempio in questa settimana, stando proprio al bollettino, si nota come, vabbè, ce lo si può aspettare, il vaccino abbia una risonanza molto, molto forte nei testi analizzati. Il vaccino però viene configurato come l'unica via d'uscita di questa pandemia. L'unica, o meglio, perlomeno dall'80% circa dei testi che abbiamo raccolto. Qual è la critica di configurarlo solo come, cioè di configurare il vaccino come unica via d'uscita? Che poi il virus ti muta e forse è fantascienza, non lo so, poi arriva un altro virus, facciamo, e quindi il vaccino che avevi per il Covid cosa ha gestito? Giusto? Ha permesso la fine di un momento critico, ma all'apertura di un altro ci ritroviamo punto a capo. Ok? Mentre l'anticipazione, che si fa carico di tutta una serie di questioni, tra cui anche le proposte, quindi propongo, poi ci addentriamo anche in questo, l'anticipazione invece si fa già i filmini su tutti gli scenari o su quello che potrebbe poi accadere, e in questo modo è come un pensare prima, no? Un gestire prima anche l'insorgenza di questi scenari. Ad esempio, come per fare un altro esempio un po' della metodologia che poi io sto cercando di utilizzare anche ora mentre parlo con voi, mi sono fatto un'idea delle domande che mi avreste fatto questa sera, me le sono scritte, e dato che l'incertezza regna sovrana, ci sono state delle domande che non avevo anticipato, no? E sono dei momenti in cui sicuramente mi avete visto un po' più titubante, ma ci sta come cosa, ok? C'è un esercizio costante di anticipazione, che è quello che si osserva, o che è l'obiettivo di osservazione dell'osservatorio Hyperion in relazione, per rendere stretto il mirino, alla situazione pandemica da Covid-19 in questo caso. Spero che sia un po' di più. Sì, magari appunto essendo una metodologia molto complessa e non essendo una cosa a cui chiaramente magari le persone non sono abituate, a meno che prima non si siano lette i bollettini o comunque non siano familiari con la metodologia, risulta anche, cioè, senz'altro molto innovativo, ma per forza di cose più complesso. Chiaramente poi noi offriamo ovviamente, cioè questo a livello scientifico, e abbiamo tutta una serie ad esempio il bollettino è scritto comunque in italiano, e quindi se non avete trovato chiaro me, sicuramente troverete chiaro lui. In generale le pagine anche di cui ci dotiamo. Sì, tipo la pagina Facebook anche. C'è una conclusione alla fine settimanale che voi portate a casa ogni volta e esatto. poi andate a condividere, quindi senza dubbio questo è rilevante, anche molto interessante, anche per capire dove stiamo andando, perché penso io, cioè, l'utilità che personalmente ho incontrato in questo lavoro che fate è capire, tra virgolette, quanto posso fidarmi della comunità che mi sta attorno, cioè aiuta forse anche me a capire quanto la popolazione sia coesa, che è un concetto appunto che ho preso durante la lettura di questi bollettini, di quanto sia cruciale, di quanto l'ognuno per sé sia deleterio per questa situazione, e che il farsi forza, diciamo, e
non dico sacrificarsi perché vabbè portare la mascherina non mi sembra questo grande sacrificio, insomma, però come, sì, sto banalizzando chiaramente, No, però... no, ma va benissimo. Certo, per cui capire su che lunghezza d'onda sono, chiaramente è un campione di persone, ma penso sia anche, ok, limitato perché magari certe persone non commentano e quant'altro, però comunque è abbastanza ampio se pensiamo a questionari e sondaggi che rappresentano solo un campione di 100, 1000, 2000 persone, questo Sì. senza dubbio è molto più ampio e cavalca, diciamo, l'onda del momento, per cui forse può essere... Sì, chiaro. Anche perché si tratterebbe, me lo immagino, di andare magari per strada ed è chiaro che trovi colui che non ha l'account Facebook, che però si è offerto di somministrare i vaccini nel proprio quartiere, nel quartiere del proprio paese, perché magari è infermiere, e quello è chiaro che non lo rileviamo dai social e dai giornali, non lo rileviamo e basta per questioni appunto di osservazione, di limiti che ci siamo anche dati, però è chiaro che sarebbe comunque associabile a un contributo abbastanza alto di quello che si può fare per gestire la questione. Così come anche il silenzio, noi lo diciamo, osserviamo come, non come un contributo, ma di bassissimo peso, no? Che noi chiamiamo generalmente, poi dipende dall'obiettivo che ci siamo dati, però non risposta. Certo, grazie. Ok? No, no, super, super interessante. Bene, bene, bene. Poi il bollettino, scusate che continuo così poi ve lo faccio vedere 3 secondi, cioè vi faccio vedere già ora 3 secondi, si dota, appunto si scrive un punto critico che si è rilevato dall'osservazione settimanale e solitamente anche un punto di forza. Ok? Un punto di forza che in realtà è un insieme di punti di forza. E poi le conclusioni sì, sostanzialmente sintetizzano quanto emerso prima. E questo è il tracciato del valore di coesione sociale dall'inizio delle rilevazioni del aprile dell'anno scorso fino ad oggi, fino alla settimana scorsa, diciamo. Come vedete, una cosa che potrebbe risultare interessante è che durante l'estate c'è stato un crollo della coesione sociale, che poi ha comportato un innalzamento della coesione perché c'è stato un innalzamento dei contagi. Per cui in estate c'è stato un via libera che sicuramente ci ha sicuramente fatto tirare il sospiro di sollievo in quanto singoli, ma in quanto comunità ci ha fatto perseguire tutti obiettivi personali. Per cui arrivederci, vado alle Maldive, sparo grande, e questo frammenta la comunità e si vede poi quando ricomincia l'inverno, che ricominciano appunto, c'è stata la seconda ondata, tutta questa serie di cose, per cui la coesione sociale si è necessariamente dovuta rialzare per tornare a suo modo a gestire questa ricaduta nel periodo d'emergenza. La paura, se vogliamo chiamarla così, è che abbiamo notato che in questo periodo si sta ricalcando lo stesso percorso. Quindi che si pensi all'estate come un momento in cui, vabbè, è finito tutto, arrivederci, e poi ci si ritrovi punto a capo in inverno, nonostante si potrebbe dire anche il vaccino. Poi un'altra cosa, l'indice è un indice di variazione da 0 a 20, che non tocca mai il 20, che sarebbe insomma una condizione ideale, e non tocca nemmeno lo 0, no? Oscilla tra questi due valori, non includendoli, in quanto appunto la coesione è sempre ricavata da un contributo, cioè non c'è mai un non contributo, è sempre un contributo ma che ha un peso di rilevanza che è diverso ogni qualvolta, ok? Quindi ecco, non esiste che non ci sia un contributo alla gestione della pandemia, così come non esiste che ci sia un massimo, cioè tutti improvvisamente responsabili, vorrebbe dire che non, insomma, pensiamo solo a quello, ecco.
No, veramente, per- veramente interessante. E visto che Andrea ci stiamo avvicinando verso magari la fine dell'incontro, se vuoi magari, non dico riassumere, però magari lasciarci anche la tua impressione riguardo Certo, appunto certo, il certo. ne fai parte e magari rindirizzarci per chi è interessato a varie fonti che senz'altro Esatto. sono quelle dell'osservatorio, insomma, che possiamo continuare senz'altro a seguire. Mhm. Allora, ovviamente, ma perché insomma per questioni anche di marketing, vi indirizzo alla pagina Facebook dell'osservatorio, che appunto è Osservatorio Hyperion, laboratorio di analisi della coesione sociale, e dove settimanalmente aggiorniamo in merito al bollettino. Solitamente mettiamo appunto un'immagine in accompagnamento a una sintesi di quelle che sono state le rilevazioni della settimana scorsa. Da questa pagina, come vedete, ho condiviso anche l'evento di oggi. Da questa pagina poi ci si può spostare nella sezione video che, diciamo, spiega sicuramente meglio di come ho fatto io, in maniera sicuramente più chiara, punto per punto, di quello che è l'obiettivo e le strategie che Hyperion utilizza per perseguirlo. Qui io non so come posso andarci, vabbè, comunque voi sicuramente avrete l'accesso più facilitato, io qui insegno come amministratore della pagina e quindi ecco, avete presente, no? Ci sono tutti quei tastini, promuovi, fai, ecco, briga. Va bene, quindi questa è la pagina Facebook. La pagina del sito è Osservatorio Hyperion, quindi dovreste trovarlo tra i primi risultati Google, e qui solitamente mettiamo, per chi è interessato, il bollettino, mettiamo la metodologia di analisi, qui il progetto, quindi quella che si direbbe un po' la vision, la rassegna stampa, perché noi ogni volta comunque inviamo le rilevazioni alla dottoressa Menaldo, che è una giornalista interna dell'Università di Padova. Di solito a volte ci pubblica nel Bo, quando sembra che la notizia sia di qualche peso. Ci siamo ritrovati pubblicati nel Gazzettino, nel Mattino di Padova, e quindi questo comunque aiuta molto. E ciò che ha aiutato ancora di più è il fatto che è partita da poco una collaborazione con la Regione Veneto. Stanno gettando le basi per una collaborazione ufficiale con la Regione Veneto, che è rimasta, diciamo, sorpresa dallo strumento che utilizziamo e ce l'ha in un certo senso chiesto per poter monitorare altri obiettivi ancora, no? Che esulino il Covid, per fare una specie di quella che loro hanno chiamato, che si chiama social listening. Okay? Quindi per poter proprio ascoltare le esigenze della comunità, per poter fare delle valutazioni anche a livello amministrativo. Però questo è ancora è una questione in fieri, è ancora all'inizio. Un'altra cosa che mi preme molto è il spammarvi, diciamola così, il questionario sulla salute circolare, che comunque troverete nella pagina di Hyperion, mi pare, o semmai poi ve lo giro io, adesso provo a cercarvelo, ve lo giro in chat, e che anche questo fa parte di questa collaborazione che si sta avviando con la Regione Veneto. È un questionario appunto sulla salute circolare che vada a indagare questa volta il grado di salute, non più di coesione sociale, che la popolazione della regione mette in campo oppure sta appunto sviluppando in questo momento di emergenza. Adesso ve lo trovo. Anche qui, salute circolare è qualcosa che non collima con sanità, ok? Non ha a che fare con la sanità. Anche qui è una salute che noi intendiamo discorsivamente. Quindi quanto più una comunità, quanto più un gruppo riesce a dotarsi di anticipazioni, di strumenti di gestione, di scenari possibili di insorgenza di patologie, ad esempio, o di scenari in generale di crisi, di emergenza che potrebbero accadere ma che ancora non sono. Quindi sempre questa competenza di
anticipazione. Ora, se vuoi Andrea, nel frattempo ho trovato io il sondaggio. Ah, grazie, scusami perché sì, grazie che sei stata più... Grazie mille. Confermami che sia quello giusto, però insomma penso di sì. Sì, certo. Perfetto. Guarda, sì, assolutamente quello giusto, poi trovate anche le indicazioni per compilarlo e stiamo appunto cercando di farlo compilare a più persone possibili perché questo ci aiuta anche a dirigere meglio l'occhio di Perion su questioni che diventano stringenti via via. Ottimo, grazie. Grazie a voi e anzi, se avete domande, se posso rispondere, volentieri. Tra Sì, l'altro vedo dei miei collaboratori tra gli ascoltatori, spero che non mi stiano fucilando. Mi ci ho detto qualche castroneria, ma non dovrei. dai, senz'altro è stato molto interessante, come abbiamo detto prima, anche innovativo, senz'altro ha suscitato molta curiosità, perché appunto è una cosa Grazie. nuova. Anzi, grazie a te, perché non è insomma da tutti mettersi così tanto in gioco, poi anche il fatto che poi la Regione Veneto vi abbia anche su una collaborazione indice comunque di una certa qualità del lavoro. Che, Sì, comunque, esatto, anche loro ve lo lascio un po' come gossip, cioè fanno le stesse domande perché capisco che comunque è qualcosa di nuovo, qualcosa che ha un suo lessico, anche qualcosa di particolare, per cui anche la regione nel tentare di capirci di più di questi Perion avanza delle questioni che insomma sono super legittime. Questo giusto per, ecco, condire di più quello che hai detto. Grazie. E penso che a questo punto non ci siano quesiti o domande, visto che nessuno ha alzato la mano fino adesso, per cui ti ringrazio tanto e speriamo che magari in un futuro si possano tirare delle fila anche a lungo termine di questo percorso che Chiaro. state effettuando. Però comunque già cioè in un anno si è capito abbastanza di quando qualcuno vuole fare qualcosa per sé e quando invece si è tutti, diciamo, nella stessa barca. Esatto, coinvolti, no? Sì. Ottimo, grazie. Beh, grazie a voi. Se posso, in chiusura, se Susanna non hai altro da aggiungere. Volevo anch'io ringraziare Andrea e tutti quelli che si sono collegati con noi questa sera e ricordarvi che se insomma l'evoluzione della situazione del Covid ce lo permetterà, come al momento sembra, da metà giugno inizieremo il nostro festival di cui vi abbiamo già anticipato, che si chiama appunto Eventone, e che quest'anno affronta il tema delle schiavitù moderne. Ci saranno 6 incontri articolati in forme diverse tra dialoghi, cineforum e mostre fotografiche. Pubblicheremo come sempre gli aggiornamenti sul nostro sito internet e sulla nostra pagina Facebook, che vi invitiamo a seguire per restare aggiornati. Quindi, se non c'è altro, di nuovo vi ringrazio e alla prossima serata. Grazie ancora a tutti voi. Se avete domande, questioni, dubbi, mi cercate, mi trovate, io risponderò. Va bene? Facciamo così, così la frase effetto è detta. Grazie a voi. Bene, buona serata a tutti e tutte e ci vediamo all'eventone di giugno. Ciao! Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao.